La città si ammucchia alta e nobile, e quasi miniatura. Anche qualche cosa del gioiello, un nudo gioiello d'ambra che si apre improvviso a rosa nel profondo dell'insenatura. È come una visione, un ricordo, qualche cosa di tramontato. Con queste parole lo scrittore britannico David Herbert Lawrence descrive la città di Cagliari, una città dalla plurimillenaria storia, dovuta alle numerose colonizzazioni che hanno regalato importanti tracce tuttora visibili ed ammirabili. Caralis, questo è il suo nome durante la dominazione romana, ad oggi conta circa 157.000 abitanti ed una ricca testimonianza storico-culturale. All'interno delle mura medievali della città, l'Università degli Studi di Cagliari conserva nel Palazzo di Via Università, tempo addietro sede del Seminario Tridentino, una delle più importanti mostre d'arte della Sardegna, la collezione Luigi Piloni. Il palazzo, costruito alla fine del Settecento dall'ingegnere piemontese Conte Saverio Belgrano di Famolasco, ospita oggi nelle stanze del piano inferiore la mostra che Luigi Piloni donò nel 1980 all'Università degli Studi di Cagliari ed inaugurata 4 anni più tardi. La collezione Luigi Piloni è composta da circa 1000 pezzi, tra dipinti, argenteria, tempere, carte geografiche, portolani e piante di città, effigi di personaggi storici, costumi sardi, iconografia religiosa, vedute della Sardegna, manufatti tessili come coperte, chiamate in dialetto locale mantas, copritavole e bisacce, queste ultime meglio conosciute come bertulas. Facciamo un salto indietro nel tempo. Chi era Luigi Piloni? Nato a Cagliari il 27 ottobre del 1907, padre era un ingegnere che lavorava per Carlo Felice e nei primi del Novecento, appunto prima che lui nascesse, venne trasferito in Sardegna con la famiglia. Quindi da allora è stata trasmessa probabilmente questa passione, questo amore per tutti questi argomenti. E così ha avuto inizio con gli anni la sua collezione, soprattutto nell'ultima parte. Ricordiamo che lui ha studiato qui a Cagliari, si è laureato in giurisprudenza e in filosofia negli anni 30 e 40, ha insegnato per molti anni alla Leonardo Tarborea. Era funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici. Non essendo sposato, non avendo figli, tutte le sue energie fisiche e finanziarie le aveva dedicate a questa sua grande passione che era appunto il collezionismo. Era il 25 novembre 1984, quando alla presenza del rettore Duilio Casula venne inaugurata al pubblico la collezione. Luigi Piloni, secondo le testimonianze dell'epoca, non rimase soddisfatto dell'effigie apposta all'ingresso della collezione. Tale effigie porta solo il cognome del collezionista, che invece avrebbe voluto riportare anche il cognome paterno e quello materno. Il titolo, secondo i desideri di Luigi Piloni, sarebbe dovuto essere Collezione d'arte Luigi Piloni, Bogliolo dell'Armi. La mostra Piloni rappresenta da sola il 90% dell'intera collezione posseduta dalla famiglia, collezionata nel tempo da circa 2 generazioni ed iniziata dal padre Alfonso di Feltre. Si stima che la collezione abbia un valore economico approssimativo di circa 2 milioni di euro. Nella donazione del 1980 il Piloni non incluse la sua collezione personale di francobolli e di monete. Si presume inoltre che la collezione fosse composta da vari pezzi di alta finitura del corredo nuziale, di cui non è stata trovata alcuna traccia. La collezione si apre con il logo dell'Università di Cagliari. Osservandolo attentamente troviamo in basso 3 iniziali accanto a 3 mitre, una papale e le altre vescovili.
Si tratta di San Lucifero, vescovo sardo vissuto nel I secolo d.C., di Sant'Eusebio, vescovo di Vercelli dal 340 al 361, anch'egli nato in Sardegna, e al centro, sotto la mitra del Papa, c'è l'iniziale H latina di Sant'Ilario, Papa sardo, dal 461 al 468. Tra le opere raccolte è possibile ammirare all'ingresso un volume raro appartenente alla famiglia Savoia, di cui esistono esclusivamente 2 copie. Di queste, una appartiene alla collezione Luigi Piloni. Nell'ingresso è possibile ammirare 3 grandi stampe che ritraggono altrettanti membri della Casa Reale Savoia. Il primo è Vittorio Amedeo II, che fu il primo re di Sardegna dopo le varie dominazioni straniere. Il secondo, Vittorio Emanuele I, ed una più grande di Carlo Felice. Questa litografia fu disegnata da Angelo Boucheron nel 1834 nello stabilimento litografico di Demetrio Festa e Francesco Gonin, in seguito alla richiesta della principessa Cristina di Borbone, figlia di Ferdinando IV e di Maria Carolina d'Asburgo, dopo la realizzazione del quadro ad olio che si trova attualmente nel Palazzo Civico di Cagliari, eseguito nel 1830 dal Marghinotti. La tela fu ideata e abbozzata già nel 1829, come risulta da una lettera inviata al suo mecenate, il marchese Stefano Manca di Villermosa, nella quale l'artista si lamentava della mancata commissione a lui promessa di un quadro raffigurante la munificenza di Carlo Felice verso le belle arti. Il dipinto restò nello studio romano dell'artista fino al 1833, anno in cui risulta esposto a Cagliari nell'agosto di quell'anno e poi successivamente nel novembre dello stesso nel Palazzo Ducale di Maria Cristina d'Agliè, comune del Canavese fra Rivarolo e Ivrea. Questa stampa risale al 1834, è stata realizzata da Angelo Boucheron, un mercante d'arte nato intorno al 1776 a Torino. La stampa è stata commissionata in quegli anni da Cristina di Borbone, figlia di Ferdinando IV e di Carolina d'Asburgo, che probabilmente videro quest'opera realizzata attraverso una grande tela dal pittore Marghinotti, presente nel Palazzo Civico di Cagliari. Dal punto di vista compositivo, l'opera è costituita da varie figure, soprattutto varie figure allegoriche. La figura predominante è quella di Carlo Felice sul trono, accerchiato da destra da delle figure femminili che rappresentano allegoricamente la filosofia, la giustizia rappresentata appunto con la spada e la pace rappresentata invece con il ramo di ulivo in mano. Dall'altra parte invece di Carlo Felice, quindi alla sua sinistra, vengono rappresentate le figure religiose, la religione con la croce, la mansuetudine con l'agnello in braccio e invece la fede con il calice eucaristico. Dall'altra parte della composizione, quindi soprattutto al centro, vediamo una figura emergere, una figura latta. Probabilmente dal punto di vista appunto iconografico potrebbe rappresentare il genio artistico sardo che presenta a Carlo Felice delle altre figure allegoriche. Un'altra figura femminile che è inginocchiata con la tavolozza e i pennelli, che rappresenta appunto la pittura, altre 2 che rappresentano l'architettura civile e l'architettura militare, una con il compasso in mano, l'altra invece con una pergamena che probabilmente rappresenta un progetto di fortificazione, mentre a destra, quindi più in basso, vediamo la Carità con 2 bambini nell'atto di indicare Carlo Felice.